Buongiorno amici, oggi abbiamo 26 maggio 2020, Daiolo 77, mercoledì 25 novembre 2015, non ci dimenticheremo, non scorderemo nemmeno una vittima, non scorderemo nemmeno un carnefice. Togliere un tetto ad un essere umano è aberrante. Non ci dimenticheremo della vicenda surreale di San Gavino. Non ci dimentichiamo della truffa occorsa a una famiglia di Sesto. Non ci dimentichiamo delle aberrazioni statali perpetrate ad Arborea. Non ci dimenticheremo mai che questo Stato staziona ancora nella sacra terra di Sardegna in difetto di giurisdizione. Non dimenticheremo mai la stortura avvenuta a Macomer. Non abbiamo dimenticato Uta, non abbiamo dimenticato San Luri, non dimentichiamo nessuna delle infamie statali. Togliere il tetto dalla testa di un essere umano è aberrante. Non processeremo lo Stato, no, non solo, processeremo le singole persone che avranno dato ordini così disumani. Processeremo chi ha eseguito ordini così ingiusti. Chi è che può dire che un ordine iniquo ricevuto, qualunque ordine che vada contro i sacri principi morali che tutti noi indistintamente abbiamo nel nostro intimo, sia obbligatorio eseguirlo? È giusto processare ogni singola persona che ha eseguito un ordine infame? Valuteremo caso per caso, ma saranno perseguite le persone, oltre che le istituzioni, serve di questo sistema soldocratico senza altri valori. Verranno processate persone che credono di essere nel giusto solo perché hanno approfittato di una legge creata contro l'umanità, acquistando alle aste giudiziarie per una manciata di sporchi denari le case, le aziende, le proprietà altrui, spesso costruite con gli enormi sacrifici di una vita o di più vite. Tu che hai fatto un'azione così disonorevole sarai rimandato al giudizio dei tuoi simili. Buttare per strada esseri umani solo perché non riescono a onorare un debito grida vendetta. E non ti farà certo da scusante il fatto che hai approfittato di una legge a te favorevole, ma catastrofica per chi è caduto in disgrazia economica, non per colpa sua, ma per colpa di questo sistema che di umano non ha nemmeno la parvenza. Un sistema a misura di fetenzia mondialista genocidante. La Sardegna tra poco sarà libera. Lo Stato italiano dovrà abbandonarla e allora i codici giuridici saranno a misura di uomo e non più a misura di banconota. Non so se vi rendete conto in quale disonorevole maniera avete variato una società che bene o male possedeva dei valori. Si torna al diritto naturale, al diritto universale, al diritto divino. Terremo conto del codice barbaricino. Bruceremo i codici imposti dalla fetenzia mondialista. E giustizia sarà fatta, giustizia tornerà. La filosofia dei sardi, 29 novembre 2015, domenica. Siete curiosi per caso di sapere quali sono gli argomenti che i sardi prediligono? Vi accontento subito. Tutto quello che verrà scritto in questo testo è una mia personale valutazione per quello che posso leggere o sentire. Comincio, s'il vous plaît, col botto. I sardi, bontà loro, si interessano soprattutto di argomenti marginali che servono a ben poco alla causa di libertà e autodeterminazione. Disquisiscono su robettine italiane tipo regione autonoma, sul sindaco di Cagliari e di Bidarega,
su come fare per assoggettarci meglio alla Svizzera, sulla nascita di una formazione indipendentista fasulla, quella che magari secondo loro Podinti, su votazioni e cambio di nome, strade e piazze, sulle quali la gente mette il massimo del suo pensiero filosofico spicciolo, mentre invece su temi evidentemente più importanti per noi ma non per loro, tipo libertà, sovranità, moneta, condizionamento mediatico, mondialismo, tace. Ora, non so dire se tacciono perché sono impreparati, in quel caso fanno bene, ma farebbero ancora meglio a informarsi, oppure perché pensano che siano argomenti marginali e ininfluenti. Maiola non si arrende all'evidenza dei fatti e continua a postare articoli che trattano i veri problemi dei sardi. Sprecare così tante energie per cambiare, per esempio, il nome ad una strada mi sembra da gente fuori dalla realtà riguardo ai veri problemi che attanagliano i sardi. Ci si metta d'accordo per costituire una piccola assemblea virtuale che tratti solo questioni marginali, in modo da lasciare la maggior parte dei sardi libera di analizzare i nostri problemi concreti. Si individuino le persone più scialbe e le si inserisca in quell'arena virtuale che tratta solo di sciocchezze. Potrebbero formare un nuovo gruppo, intitolandolo magari autoironicamente Indipendentisti risvegliati. L'umanità è diventata grande. Non è la prima volta che lo scrivo, perché ha sempre saputo individuare le giuste priorità, ma al momento attuale saranno anche le chemtrails con armi scalari al seguito, oppure le malefiche vibrazioni distribuite dai centri commerciali, o le onde dei telefonini, o la troppa esposizione alle frequenze televisive, ma mi sembra che questa caratteristica è andata a farsi benedire. E chissà quando tornerà. Continuano a parlare di autonomia, di votazioni italiane, di inutili referendum per l'indipendenza, di rendere la lingua sarda amorfa e coerente con le mire mondialiste che appiattiscono, chiamandola lingua sarda comune. Tra di loro si accusano di razzismo, quando se ci pensate quella parola non esiste, non ci appartiene, non è citata nemmeno nella nostra lingua ancestrale. Qualcuno particolarmente informato si fa paladino pure della teoria gender, che sarebbe il massimo del risveglio. Qualcuno dice che la fabbrica di bombe di Domus Novas non si tocca, sono 300 posti di lavoro, come pure le servitù militari, stessa ignobile ed egoista motivazione. Altre domande non se ne pongono, in fondo sono ben 300 posti di lavoro. Qualcuno magnifica le varie giornate mondiali di questo e di quest'altro, qualcuno dice che sono utili per trattare quegli argomenti o problemi creati però, lo ricordo, dalle stesse fetenzie, senza sapere però che chi le ha istituite è il suo peggiore nemico, l'elite mondialista, unica responsabile dello scadimento dei costumi e del senso di giustizia. Sorrido quando vedo o sento qualcuno che tratta del niente assoluto. Gloriarsi di una miriade di commenti sembra che quanto più l'argomento è frivolo e inutile diventi per loro il miglior campo di battaglia sul quale esercitare la grande competenza geopolitico-filosofale o esprimere, in modo che tutti sappiano, quanto valente e coraggioso è il suo patriottismo. Se capissero che ancora più di questo sistema italiano assurdo il vero nemico della gente, prima di tutto se stessa, quando disinformata, e poi il mondialismo con annessi e connessi, e ce ne sono, allora forse la gente dimostrerebbe di essere, si può dire intelligente? Diciamolo.
avere una certa ghiandola attiva nella scatola cranica che guarda verso altri lidi, riceve, comunica informazioni e pensieri. Guardate che non è proibito. Gli argomenti che più mi fanno sorridere sono quelli legati alla visione di qualche programma della mentitrice regina, la televisione, specie quando qualcuno, forse più risvegliato di altri, dimostra che qualcosina l'ha capita, dimenticando però di considerare che per il solo fatto di aver seguito quella determinata trasmissione non depone certo a suo favore. Come dite? Ah sì, il televisore lo guarda per studiare il suo nemico, ma voi dovreste buttarlo in discarica perché vi sta facendo del male. Sabato 7 novembre 2015, Farmville. Ancora esiste qualcuno che crede che il salto quantico sia una nuova disciplina sportiva, paragonabile a quella specie di gioco di bocce che si pratica sul ghiaccio, quella che la TV sponsorizza grandemente ad ogni Olimpiade, come se fosse lo sport nazionale dello sportivissimo popolo italiano. Ancora esiste chi preferisce rimbecillirsi giocando a Crash Saga piuttosto che ascoltare una conferenza di Silvano Agosti. Ancora esiste gente che crede alle ricerche fatte dalle università piuttosto che al sito di Tank Enemy. E ancora c'è gente che ad una noiosa conferenza di Bainzupilio o di Salvatore De Dola utilizza il suo prezioso tempo giocando a Farmville e poi si lamenta che vorrebbe avere il livello di informazioni paragonabili a quella di coloro i quali con sacrificio si informano e poggiano per lungo tempo il sedere sulla sedia di fronte ad una tastiera dotata di schermo o di fronte ad un buon libro. Ancora esiste gente convinta che la lingua sarda derivi dal latino, massa di plagiati dalla pseudo cultura delle università truffa. Ancora esiste gente così scolarizzata che crede che la cultura che hanno trasferito gli antichi romani sia superiore a quella diffusa da Sciardana e Nuragici in giro per tutto il globo, che hanno spaziato in luoghi ben più estesi di quelli visitati dagli eserciti di Cesare. Ancora qualcuno è convinto che la storia insegnata a scuola sia quella vera e che le notizie dei telegiornali siano sincere. Ancora qualcuno crede che la sovranità individuale sia un nuovo principato non riconosciuto, magari situato nei Carpazi o giù di lì. Ancora c'è gente che confonde il nome di locali di sgombero di un lercio mattatoio con quella dell'isola più bella del mondo. Chiamare Sardegna quell'isola denota un livello di informazione culturale da asilo infantile. Ancora la gente non ha capito che la rassegnazione è pratica sponsorizzata da chi non vuole il loro bene. Addirittura qualcuno, e son fin troppi, crede che il diritto interno italiano riuscirà a favorire la nostra liberazione. Anche dopo un secolo e mezzo di inutili tentativi e non concede crediti al ben più incisivo diritto internazionale. Diritto interno italiano de Ghisa. Ancora qualcuno crede che la Sardegna verrà liberata da altri e senza il suo aiuto. Gente molto, molto ottimista e disfattista, gente feroce che ha da ridire quando qualcuno facendo sbaglia. Però quasi tutti, senza spostare di 1 millimetro il sedere dalla bene amata poltrona, hanno le soluzioni da suggerire
su come fare per spazzare via l'Italia dalla nostra terra. Tutti il Rambo da tastiera, il CE impallidirebbe di fronte al coraggio dimostrato di fronte al computer che un attimo prima era servito per giocare a battaglia navale. Massa di idioti dall'ercia e pestifera bettola medioevale hanno il coraggio di confutare col niente del loro sapere quello che gente più acculturata di loro esprime e si sistemano persino sulla cattedra e dispongono lezioni sui più svariati argomenti ridicoli tuttologi di Pimpirimpò. E poi non mi si dica che devo avere pazienza con la gente, poverina, loro non sanno, vanno informati. Col cacchio che perdo tempo con loro, che si arrangino, non abbiamo bisogno di inutili pseudopatrioti per fare quello che faremo. Quando mi stufo di confrontarmi sul niente, di sperdere energie con gente che non vuole o non può sentire e anzi assurge in cattedra a sputtare i suoi ridicoli luoghi comuni infarciti di retorica, allora la risposta non può che essere una sola. Signor Saputello, abbandoni i giochini da computer e visiti il sito iolao77blogspot.com. E se Iolao77 non è di suo gradimento, ha tutto l'universo a disposizione. Cerchi in internet.